Ed eccoci tornati in diretta a Sveglia Friuli, ancora una parte insieme per il dibattito politico con ospiti in studio Serena Pellegrino, ben ritrovata. A voi, buongiorno. E Cristian Sergo, ben trovato. Buongiorno a tutti. Buongiorno e buon sabato a voi. Ovviamente una giornata in cui continueremo anche a seguire quelle che sono le tematiche un po' più calde, quello della sicurezza in generale. Vorrei ripartire però dai rinforzi e dalle parole anche che ha pronunciato al nostro TG di ieri Walter Rizzetto, insomma, su questi nuovi poliziotti militari che arriveranno in regione e in particolare a Udine, con stoccata anche all'amministrazione comunale di Udine. Sentiamo. Walter Rizzetto ha confermato e analizzato nello specifico l'arrivo di nuove forze dell'ordine in regione, ma soprattutto a Udine. Sgombero subito il campo, ci saranno, parecchie decine di rinforzi tra forze di polizia e in questo caso esercito. Per quanto riguarda le forze di polizia, alla fine entro l'estate indicativamente poi ci sarà un bilancio anche evidentemente con coloro che andranno in pensione rispetto alle forze di polizia, ma dico già da subito che il bilancio sotto questo punto di vista sarà positivo, quindi ci saranno più forze di polizia in campo. Io sono sconvolto rispetto al fatto che ci sia scappato questa volta il morto, drammaticamente è andata così, rispetto ad una persona che eroicamente stava cercando semplicemente di calmare un po' gli animi, quindi le mie condoglianze alla famiglia, questo è assolutamente evidente. Dopo il ricordo di Tominaga, Rizzetto però dice la sua in maniera forte sull'amministrazione comunale di Udine, il cui problema a suo dire è la troppa morbidezza. Serve un'amministrazione forte che sia risolutiva, perché è esattamente quando ci sono amministrazioni molli sotto il punto di vista sia della deterrenza sia dell'azione incisiva nei confronti di queste bande, di queste persone, che è esattamente che le città vengono colpite da questi avvenimenti. Quindi l'amministrazione comunale nello specifico deve essere molto più forte nella sua azione. Al contrario verremo, raggiunti da persone che diranno prima o poi andiamo a Udine perché tanto non succederà nulla. Noi sotto questo punto di vista abbiamo fatto qualcosa con l'invio di personale, faremo ancora di più, sicuramente sì, però penso che Udine in questo momento si trovi in una situazione non felice su questo aspetto. Allora, che la situazione non sia felice, soprattutto dopo l'ultimo episodio, ok, risposti insomma un po' a questi pensieri di Walter Rizzetto da parte vostra? Ma come sempre noi non abbiamo la risposta securitaria, ma forse dobbiamo pensare alla... in inglese mi pare che ci sia una terminologia più chiara, ma non sono un'esperta di inglese, però mi ricordo che a un corso, anni e anni fa, avevano fatto una differenza tra safety e security, è vero? Ecco, forse quella che appartiene un po' di più, ma non lo so se è giusta la traduzione, ecco, io vorrei più salvezza, ecco, che sicurezza. Ecco, l'ho detta così, in modo un po' sintetico per arrivare dritta al punto. Allora, abbiamo fatto un percorso culturale? Non mi pare. Negli ultimi anni pochissimo. Nell'ultimo anno ci stiamo provando, ovviamente. Abbiamo detto in campagna elettorale che avremmo tolto l'esercito dalla stazione e avremmo sostituito con una campagna culturale. Un anno ovviamente è pochissimo, sicuramente nell'ultimo anno c'è stata un'ondata molto forte. L'ondata molto forte è anche, dobbiamo dircelo, governata per sotto, mi permette questa frase? Sì. Ecco, non dal basso, per sotto, perché comunque ci sono degli accordi tra governi che ovviamente permettono, e anche giustamente, per andare a riempire i vuoti enormi che noi abbiamo nella nostra società, per andare a riempire il comparto dei lavoratori. Ieri abbiamo fatto un incontro alla Casa dell'Immacolata, organizzato nella Casa dell'Immacolata, parlando con dei ragazzi che sono ospiti lì, sono egiziani, sono di varie nazionalità, ma guarda caso sempre le stesse. E queste stesse nazionalità evidentemente sono quelle con cui il nostro governo ha fatto gli accordi. Ragazzi che arrivano a una manciata di minuti prima, di settimane prima, diciamo pure così, del compimento dei 18 anni, arrivano con i minori non accompagnati, hanno ovviamente tutte le tutele del caso. Una volta raggiunto il 18° anno loro
verranno immessi nel mercato del lavoro cosiddetto. Nel frattempo devono essere, tra virgolette, governati come alla bella e meglio. E come ho detto anche ieri, dobbiamo fare attenzione di non guardare soltanto il frammento, perché se guardiamo soltanto quella piccola parte di tutto il percorso, siamo obnubilati e rischiamo di andare alla risoluzione con l'esercito. Lo dico, tutti lo sanno, sono figlia di un militare, vivo in Friuli perché mio padre è venuto in Friuli proprio perché qua c'era la cortina, per cui non mi fa paura l'esercito, le caserme non mi fanno paura, ma mi ha insegnato che l'esercito serve per determinate cose, non certo per questo. Non per la famosa deterrenza, anche perché lo ricordiamo può fare solo questo, dal momento che non ha possibilità di intervento qualora ci fosse qualcosa di criminoso, ma appunto siamo passati da cercare di toglierlo questo esercito a spostarlo in centro, poi riportarlo da tutte le parti e rinforzare. Insomma, sulla posizione di Rizzetto come risponde? Beh, posizione di Rizzetto che è un po' quella di tutto il centrodestra, poi è chiaro che sì, si pretende di avere il sindaco sceriffo, però a Rizzetto dovrei chiedergli, ma quello che avevamo prima era un sindaco sceriffo? E allora prima di prima di insediarsi questa giunta, pochi giorni prima c'è stato un omicidio a Udine. Sì. Ecco, un anno fa praticamente un senza tetto è stato ammazzato praticamente in pieno centro di Udine. Piazzale Osopo possiamo ritenerlo tale, non è la ZTL, ma poco cambia. E non mi pare che chi l'ha fatto sia venuto a Udine, tra l'altro anche da paese straniero anche questo, però è residente a Udine da tanti anni in una famiglia di udinesi, l'abbia fatto perché era convinto che a Udine non gli potesse succedere niente, potesse venire a fare quello che vuole. Dopo 5 anni di amministrazione di centrodestra, dopo che il centrodestra stava governando a Roma con il governo Draghi nell'ultimo periodo, ha avuto un anno di governo con Salvini e il governo Conte 1 e quindi non mi pare che le cose fossero migliorate. E si sono provate praticamente varie soluzioni che spesso anche questa amministrazione ha portato avanti credendo che la videosorveglianza magari potesse bastare, incrementando il numero di telecamere. Noi abbiamo da poco, mi pare, inaugurato anche una centrale operativa con un video wall che sarà forse più grande di questo che ha lei alle sue spalle, che doveva dare sicurezza alla città, poi è successo quello che è successo. Allora evidentemente forse è il caso di iniziare a chiedersi se ci sono altre risposte da dare e se la città effettivamente ha bisogno di altro. Questo sì, ma la città come tutta la società, perché poi qui, come ho già detto anche in altre trasmissioni, noi passiamo dal prendercela con l'Islam, con i musulmani, abbiamo mandato a Bruxelles persone che hanno fatto una carriera politica su questi temi, ma gli ultimi casi che sono successi, sia l'accoltellamento in via Roma, sia questo, non hanno a che fare con musulmani. Assolutamente. Allora, è chiaro che se poi vogliamo utilizzare queste cose per strumentalizzare tutto e dire che il sindaco De Toni è contento se vengono risse ogni giorno in centro, se Udine sembra che ormai non si possa più girare né la sera né di giorno perché succede qualsiasi cosa, allora effettivamente siamo di fronte a delle strumentalizzazioni. Ci sono delle cose da fare, sicuramente l'arrivo delle forze dell'ordine è utile, ma perché? Ma perché le forze dell'ordine in questa regione sono sottodimensionate rispetto a quelli che sono gli organici. I sindacati di polizia l'hanno sempre denunciato e se arrivano adesso vuol dire che qualcuno ovviamente come sempre aspetta le tragedie prima di intervenire. La cosa ovviamente, gli organici si fanno perché si dovrebbe prevenire ovviamente un evento tragico, invece si interviene sempre successivamente. Si fanno le strette successivamente, questo effettivamente l'abbiamo notato perché dopo l'accoltellamento, che per fortuna non è finito proprio in tragedia completa, c'è stata una prima stretta, poi la seconda. Vediamo come lo pensano da casa, perché vedo il segnale di una telefonata. Pronto? Buongiorno. Pronto, buongiorno, Bruno qui. Mi dica. Molto semplicemente la politica deve mettersi d'accordo, cioè è inutile continuare a darsi la colpa l'uno con l'altro, la destra con la sinistra, cioè i politici devono capire che quando ci sono delle problematiche del genere
bisogna che si mettano d'accordo, devono fare una barriera comune, non dire ma quello là viene dall'Egitto, l'altro è musulmano, l'altro è cubano. Cioè abbiamo una situazione politica in cui per 107.000 voti mettiamo tra parentesi un delinquente al governo europeo a 15.000 euro al mese. I politici stessi godono di una situazione economica positiva per loro e non vedo che condividano il loro stipendio con nessuno che magari fa la fame, e soprattutto bisogna che capiamo che ci vuole una pace tra i politici, non una guerra continua che poi può sfociare in situazioni più estreme. E dirò una cosa ultima, poi chiudo, che è interessante, soprattutto ironico, che nell'ultimo mese Udine, il Friuli Venezia Giulia, è diventato il punto del mondo. Tra il natisone e l'uccisione del povero giapponese siamo andati sulla mappa del mondo. CNN, che è vista dappertutto, ha portato Udine nelle case di tutte le persone. E noi cosa facciamo? Continuiamo a combattere l'uno con l'altro. Ah, tu hai fatto così, quello di prima ha fatto colà, noi siamo meglio, noi siamo peggio. Finitela, mettetevi d'accordo e seguiamo un percorso di pace che porti aiuto ai cittadini, messaggio chiaro, quelli che seguono le regole. Grazie Bruno, al di là sul fatto che sì, la tragedia del Natisone purtroppo non è proprio qualcosa di preventivabile, poi al di là di ogni discorso che non riapprofondiamo e non riapriamo, questo sì, è chiaro che la portata mediatica dell'evento è importante, anche il messaggio di sì, una politica che debba fare fronte comune, però è qualcosa abbastanza utopistico. Poi c'è, nel senso... Sa qual è il punto? Ha ragione il Signore, bisogna trovare una soluzione comune. Questo è vero. È vero, però il punto è chiaro. Lo dico con un paragone che mi è affine per il lavoro che faccio. Lo stato di fatto, la lettura dello stato di fatto è più o meno una lettura comune, più o meno, perché alcuni, come dicevo prima, vedono un pezzo, altri vedono un altro pezzo, qualcun altro magari vede un po' più insieme. No? Lo stato di fatto è più o meno, si dà una lettura comune. La ricaduta finale è più o meno uguale, tutti vogliamo una casa, sì. Ma non è mica detto che la casa la vogliamo fatta tutti quanti nella stessa maniera. C'è chi può trovare una soluzione in cemento armato, c'è chi vuole trovare invece una soluzione in legno e mattoni. E su il progetto di come arrivare a quella soluzione, che è differente e che fa fatica a metterci tutti d'accordo. Che non è soltanto una questione di contrapposizione così voluta mediaticamente, perché bisogna dire questo, negli ultimi anni c'è stata proprio anche la volontà di creare una crasi tra destra e sinistra, di polarizzare il dibattito politico e dire tutti neri, tutti bianchi, come se fossimo su una scacchiera, e poi alla fine, diciamocela tutta, è su altri tavoli che si giocano le partite, su dei tavoli che non sono dei tavoli politici, strettamente politici a livello istituzionale, ma sono politici di un'altra specie, e noi ci ritroviamo a fare qua il dibattito da pollaio. Tante volte i cittadini denunciano questo e poi non arrivare alla soluzione. Allora evitiamo di polarizzare, come ha detto bene il signore che ha telefonato, cerchiamo di capire in che modo vogliamo fare quel progetto finale, perché tutti vogliamo una città sicura, vivere serenamente, riavere di nuovo le fabbriche piene, riavere le persone che ci vanno a raccogliere l'uva per avere il nostro vino buono sulla tavola, e tutti quanti vogliamo mantenere questo status quo che tutto sommato ci ha fatto comodo per una trentina, quarantina d'anni. Ecco, oggi la situazione sociale è drammaticamente cambiata, lo dico in tutti i consessi. Io ho fatto una figlia, mia mamma ne ha fatti 4, abbiamo iperdimezzato la nostra popolazione. Noi siamo una popolazione, la nostra generazione è una grossa portata di popolazione. Quando usciremo noi dal mercato del lavoro e entreremo nel mercato della necessità, a quel punto non so come ce la caveremo. L'ho detta con una battuta ieri a un convegno, forse quella volta ci daranno la legge sul fine vita per farci fuori, perché siamo tanti. Però quella volta lì noi dobbiamo
cercare di capire come affrontare questo problema. Questa grossa portata di popolazione che sta arrivando e sta giungendo nel nostro paese è molto simile a quella dei friulani che se ne sono andati in altri paesi, che sono oltre i 4 milioni. Noi in Friuli siamo 1.200.000, ma diciamo pure che 3/4 provengono da altre regioni e da altre popolazioni, per cui è inevitabile. Il vero problema qual è? E lo dicevo anche ieri a questo convegno. Noi abbiamo cercato di legiferare sul cammino delle persone. Quando si è cominciato a legiferare sul cammino delle persone siamo andati in totale debacle. Questo è stato uno dei veri problemi. Legiferiamo in una maniera difficilmente come si può dire, corretta, in maniera tale che tutto questo non ci possa portare poi al ribaltamento della nostra società. Sì. Chiaro che ovvio che tutti vogliano arrivare a quello, però è chiaro anche, come dice la Pellegrino, che se una parte politica, o se non vogliamo parlare di parte politica, però se uno vuole arrivarci in un determinato modo o con un determinato mezzo, non può essere buono per tutti. No, allora, parto col dire che secondo me l'ascoltatore ha perfettamente ragione. Cioè, se c'è un problema da risolvere, in teoria la politica e i parlamenti sono nati per parlarne e ovviamente discuterne e arrivare a una proposta che sia quanto più condivisibile. Poi purtroppo noi siamo abituati, no? Con le leggi di metti la fiducia su determinati decreti, toglie anche la possibilità di discutere su determinate cose e quindi abbiamo un concetto di democrazia un po' ormai quasi superato, però il problema del mettersi d'accordo, il problema di come si reagisce anche di fronte a questi casi, come dicevo prima, non è tanto l'obiettivo da raggiungere finale, quanto capire quali sono le cause e quanto ovviamente ogni forza politica continua a dire ma la causa è quella. Allora, è vero che e stranamente ogni volta che si parla di sicurezza anche in determinate zone della città si parla subito di immigrazione. Poi senza tener conto che in quel quartiere chi ci abita al 99% ha un lavoro, magari vive e fa, poi c'è qualcun altro che chiaramente non avendo un lavoro fa altro. Ed è sempre stato il solito problema che possiamo avere in qualsiasi strato della nostra società. Se tu non garantisci un modo alla gente di poter andare avanti e vivere, è chiaro che, lo sappiamo benissimo, funziona così per il caporalato, arriva la criminalità organizzata, prende queste persone e gli trova un lavoro. Certo. E quindi delinque. E allora facciamo un passo ovviamente indietro, iniziamo a dire abbiamo questo tipo di problema anche in Friuli? Evidentemente sì, perché se ci sono spacciatori di droga anche nella nostra regione, e ce ne sono, allora iniziamo a dire che la droga è un problema per due tipi, uno sociale per i risvolti che poi ha sui nostri cittadini e sui nostri giovani, uno di sicurezza generale, perché comunque quando c'è già la criminalità organizzata che fa i propri affari va combattuta e allora lì sì che bisogna mettere in atto tutte le nostre forze dell'ordine per arrivare a questo. Quindi la politica, però questo lo dico al telespettatore, non mi pare che il giorno dopo che è successa questa rissa ci sia stato qualcuno a dire ok, sediamoci a un tavolo. La prima cosa che è stato detto, De Toni dimettiti. Sì. Allora, può essere benissimo, cioè se questo è il modo di intendere, di arrivare a un dibattito comune, è chiaro che siamo già partiti col piede sbagliato. Ma quello che su Udine, e anche l'onorevole Rizzetto dovrebbe ricordare, sta succedendo è che si sta strumentalizzando quello che avviene a Udine in qualsiasi caso, mentre ci si dimentica che a 40 km da qua, Pordenone, le risse con i giovani e quant'altro, ci sono sindaci di centrodestra da decine d'anni, anche questi votati e portati in Europa, no? Però quei problemi lì ci sono e non li hanno risolti. Trieste, abbiamo il problema del silos? Sì. Ci sono i migranti della rotta balcanica? Sì, però ci sono anche altri tipi di situazioni.
C'è un problema di sicurezza, certo, se è la città con più stupri d'Italia o comunque ha il tasso più alto di tutta la regione ed è Trieste, c'è un problema. Chi governa Trieste? Centrodestra, ma non se ne parla. Allora è chiaro che, come detto, possiamo fare tutti i ragionamenti del mondo, però o capiamo che abbiamo un problema e che evidentemente ricette che magari hanno utilizzato finora sindaci di destra e ricette che utilizzano sindaci di sinistra non funzionano, ma perché? Perché la sicurezza non dovrebbe neanche essere competenza di un sindaco. Quindi quando succede queste cose dire sindaco dimettiti, è ovvio che sei di fronte a una strumentalizzazione. Se mancano gli operatori delle forze dell'ordine, è responsabile solo uno, si chiama Ministro degli Interni. Andiamo a vedere chi sono stati i Ministri degli Interni negli ultimi 4 anni? Andiamo. No, tra l'altro sì, mi viene in mente il discorso del bracciante Satnam Singh, no? Cioè io sono di quelle parti, quello che succede nei campi, nel Lazio, ma anche in altre regioni, cioè viene a galla solo quando un povero uomo viene scaricato. Ci si accorge solo casa, quella volta, ma non quando prendono 2 euro l'ora e facciamo tutti finta che non succede. Cioè, il problema ci sono indagini della Guardia di Finanza e i controlli che hanno fatto anche nell'ultimo mese, ovviamente hanno fatto vedere che anche in questa regione c'è un problema di lavoro nero, di caporalato, di infiltrazioni mafiose. C'è tutto, solo che non lo vogliamo ammettere e se non lo ammettiamo non potremo mai arrivare alla soluzione di un problema che facciamo finta che non ci sia. Adesso sono sospeso perché dovevo mandare un break pubblicitario ma abbiamo anche una telefonata. Vabbè, sentiamo la telefonata giusto per non far attendere chi ci ha chiamato. Buongiorno, con chi parlo? Buongiorno, vi blocco il fatturato, nel senso bloccando la pubblicità. Allora, Lucio da Pavia di Udine. Qualche anno fa, no, si parla del 2022, il sindaco Montanini faceva le grandi ispezioni in via Roma, al quartiere delle Magnolie, no? Allora faceva le ispezioni lì e la gente si spostava in altre parti. C'è un parco vicino a Lumignacco, no? Dove era diventato parco privato, era diventato siccome il parco privato telecamere riprese col telefonino non puoi fare, era diventato una centrale di spazio. È a meno di 1 chilometro dall'uscita dell'autostrada, anziché andare a Udine si spostavano lì. Quindi il problema che sia il sindaco di centrodestra o di centrosinistra è un problema mafioso, non di politica. Quindi è da affrontare con gli organi di polizia e di investigazione. No? A Lumignacco 2 anni fa c'erano una marea di furti, la gente ha cominciato a drizzare le antenne, a fare solidarietà, se c'era qualcuno un po' foresto, telefonava o ai vigili urbani, polizia locale o ai carabinieri e questi qui passavano. Adesso a Pavia di Udine siamo rimasti con 3 vigili perché uno è andato in pensione e i problemi stanno aumentando, quindi è inutile fare gli spot. La notte scorsa non sentivi volare una mosca. No, nel senso che Udine era diventato zona calda e nessuno si azzardava a fare casino. No, però fra 15 giorni tutto tornerà come prima. Saluti. Questo può essere il pericolo. Non so, volevi aggiungere qualcosa? Scusami se ti ho interrotto, ma la denuncia è chiara, cioè, è anche un po' questo, no? Cioè, se si va a intervenire a Borgo Stazione, al quartiere delle Magnolie, poi ci si sposta, insomma, anche parlando con esercenti e commercianti, qualcuno mi ha detto che ha visto un paio di volte qualche spacciatore mettere la droga nella serranda con l'attività aperta. Poi comunque c'è bisogno di attività in quel senso, però magari non conviene a qualcuno. Perché la coperta è corta. La coperta è corta e finisce che vai a scoprire qualche altro nervo. E allora il Signore ha detto bene, noi possiamo fare gli organismi di controllo che sono indispensabili, ma probabilmente
quelli che stiamo utilizzando in questo momento non sono efficaci. Perché se, non mi ricordo quando è stato il primo anno che è stato messo l'esercito in Udine, in stazione, da quel giorno ad oggi non solo non si è risolto il problema, ma addirittura si è peggiorato, perché siamo arrivati persino come ha detto Rizzetti, è scappato il morto. E peraltro io l'ho detto a tutti gli amici, potevo essere io, perché per come io sono fatta, quando vedo delle persone che sono in atteggiamento di acredine, di animosità, mi metto sempre dentro, perché cerco in qualche maniera di sedare la situazione. E poteva capitare a me, forse no perché sono una donna, non lo so, anche perché lo vogliamo adesso, sperare. ecco. Però il punto è questo: non abbiamo risolto il problema con quella soluzione, bisogna andare a cercarne delle altre. È vero, ha detto benissimo Cristian Sergo prima, tutti andiamo a cercare le cause, no? Ma forse probabilmente non le abbiamo cercate in maniera approfondita. Certo. Ecco, abbiamo solo cercato. O abbiamo sbagliato di cercarle. Sì, Cioè. abbiamo guardato, come si suol dire, il dito, e forse siamo dimenticati di vedere la luna che ci sta veramente cadendo addosso, in questo momento ci sta cadendo addosso. Il compito della politica, l'ha detto bene il signore, su una cosa, quello precedente, non concordo, sulla questione i politici sono pagati tanto e devono fare determinate cose. Io penso che in democrazia chi ha la responsabilità debba avere il giusto riconoscimento per tutti, dal politico ai lavoratori, no perché i lavoratori sono pagati poco e i politici tanto, allora bisogna che tutti quanti siano livellati a poco. Io direi che tutti devono essere livellati a tanto. Così, questo è il mio primo pensiero. In più, se noi non paghiamo i politici il giusto, rischiamo di fare non democrazia ma aristocrazia, perché si fa alla fine il gioco del potere soltanto per censo, e quindi abbiamo cancellato completamente il percorso democratico che abbiamo fatto dalla seconda guerra mondiale in poi. Di Vittorio non sarebbe mai stato probabilmente un parlamentare se non ci fosse stato questo percorso democratico che abbiamo avuto adesso. Quindi questo perché ci tenevo all'ultimo passaggio che ha detto il signore, rischiamo di fare solo demagogia. Era un po' di senza andare alla risoluzione del problema, perché va bene, abbiamo ridotto i parlamentari, però non è detto che quelli che sono stati mandati via fossero i peggiori, ecco, questo dobbiamo dircelo, questo ce lo dobbiamo dire con chiarezza. Invece dobbiamo trovare la causa, guardare tutta la filiera a 360 gradi e andare a trovare una soluzione. Qual è la nostra soluzione? Qual è? Uscire dall'ipocrisia. Questa frase credo che me l'abbiano sentita dire tutti, uscire dall'ipocrisia. Il problema è ad ampio respiro. Noi comunque, quando la Bellanova lo disse la prima volta, è stata presa a pomodori in faccia. Di queste persone, disse la Bellanova, ne abbiamo bisogno. Io dico che di queste persone, la società, loro, noi, a livello globale, tutti quanti siamo seguendo un principio di sussidiarietà, ma forse dobbiamo anche interrogarci. Io lo dico così chiaramente, mio papà probabilmente non aveva intenzione di andarsene via dal Salento, che è uno peraltro dei posti più belli d'Italia, ecco, ed è venuto qui davanti alla cortina, no, del Friuli all'epoca. E credo che queste persone non abbiano nessuna voglia di andarsene via dal loro paese, mettersi in situazioni assurde. Ieri c'erano 5 ragazzi alla Casa dell'Immacolata che hanno raccontato la loro storia del loro viaggio, come sono arrivati qua. Ma quale ragazzo a 12, 15 anni, 16 anni decide di mettersi in cammino in quella maniera, rischiando la propria pelle, se lì dove si trova sta bene? Nessuno lo fa, nessuno. Quindi evidentemente sono disposti anche a perdere la loro vita, perché la loro vita lì avrebbe poco significato. E quindi i genitori gli dicono: guarda figlio mio, sai cosa ti dico? Vai, perché così lì almeno forse studi, forse hai qualche prospettiva. Uno ha raccontato, e questo però ci dobbiamo interrogare tutti noi, la nostra società, è arrivato qua perché ha detto: io sono venuto in Italia perché ho il sogno di fare il calciatore. Sì, più di qualcuno persegue qualche sogno. Adesso sì, però dobbiamo andarci in pubblicità, poi chiederò anche a Sergo il suo punto di vista. Pubblicità, poi torniamo qui ancora per continuare il dibattito insieme.
Eccoci qua rientrati ancora in diretta per parlare, insomma, potremmo parlare di tante cose, ma poi alla fine si parlerà tanto, si sta parlando tanto di sicurezza. A proposito di questo, volevamo proporvi anche l'intervista che abbiamo fatto ieri con l'avvocato difensore di Samuele Battistella, che è il ragazzo che ha sferrato il pugno a Shinpei Tominaga, ovviamente, che adesso sta vivendo un momento difficile. Grazie ai colleghi di Rete Veneta, ieri siamo stati nello studio di Tino Maccarone. Sentiamo. Insieme ai ragazzi farò presente, se ci sono la possibilità di riti alternativi, anzi c'è la possibilità, se è conveniente o meno, andare in un rito alternativo. Potrebbe puntare al rito abbreviato la difesa di Samuele Battistella, il ventenne di Mareno di Piave, che sabato sera ha sferrato il colpo al volto di Shinpei Tominaga, provocandone la caduta che risulterà essere fatale. Un colpo al volto sferrato da un ragazzo senza precedenti nel casello giudiziario, ma non nuovo ad aggressioni di questo tipo. Avrebbe dovuto comparire il prossimo 2 luglio davanti al giudice per una rapina di cui si era reso protagonista nel 2022 a Conegliano ai danni di un barista indiano. L'avvocato Tino Maccarone è intenzionato a chiedere il rinvio. Cercherò di chiedere gentilmente un rinvio al tribunale per potermi studiare e preparare una difesa adeguata. L'esito dell'autopsia e le immagini delle telecamere della zona già acquisite e il racconto di quegli attimi serviranno per completare il quadro istruttorio. Una volta che avremo questi due importantissimi elementi, a quel punto si valuterà. Per Daniele Wedam, l'amico con lui quella sera insieme ad Abdallah ma assistito sempre dall'avvocato Maccarone, potrebbe profilarsi il concorso in omicidio. La possibilità c'è, la procura potrebbe teoricamente contestarlo. Ecco, penso che su questo la difesa dovrà fare un lavoro adeguato. 2 ore e mezza di colloquio ieri in carcere. Samuele Battistella è dipinto come un ragazzo impaurito e sotto shock. Nessuno mi ha chiesto quanto tempo dovranno stare in carcere, che cosa rischiano. Nessuno dei due mi ha chiesto una cosa simile. Da subito ha avuto soltanto domande chiedendomi appunto della povera vittima, chi era, perché era Udine, che cosa faceva, e della sua famiglia. A breve l'avvocato incontrerà anche la famiglia di Battistella. Troppo presto per i 2 ragazzi pensare di raggiungere invece quella di Tominaga con una lettera. Mi ha detto se potessi portare indietro le lancette dell'orologio lo farei, ma è consapevole che questo non può avvenire. E anche se non me l'ha detto esplicitamente, se verrà condannato, devo dire il se ovviamente, in quanto ancora tutte le carte non sono sul tavolo, diciamo in questa maniera, pagherà. Insomma, questo è un po' il quadro. Su questo fatto, no? Cioè, erano ragazzi sì senza precedenti, però che il 2 luglio, praticamente dopodomani, avrebbero dovuto fare un processo già per un'aggressione. Quindi qui c'è un vulnus, sicuramente i tempi legali sappiamo quelli che sono, però... Vulnus. Qui tocchiamo un altro tema che è quello della giustizia, e tocchiamo anche il tema di pene certe quando succedono queste cose, perché è ovvio, di fronte a un omicidio magari l'italiano medio si aspetta che una persona finisca in carcere con l'ergastolo, perché poi devi andare a vedere se era un omicidio preterintenzionale, se l'ha fatto apposta, se voleva ucciderlo, se non voleva ucciderlo, se è morto per il colpo che gli ha inferito oppure no, e quindi si aprono poi tanti scenari. Il fatto che dovesse comunque comparire fra poco diciamo davanti a un giudice per una rapina, come abbiamo sentito, ritorniamo anche al discorso che facevamo prima, cioè se evidentemente queste persone non hanno una vita sociale che gli permetta di fare una vita normale come tutti quanti, senza dover andare a rapinare qualcuno, senza dover finire in rissa, perché poi dovremmo chiederci come mai c'era quella rissa, cosa c'entravano anche le altre persone che erano con lui, anche di altre nazionalità e quant'altro. Quindi se nessuno indaga anche su questi temi, ci fermiamo solo a discutere della tragedia finale, torno a ribadire, non risolveremo mai il problema. Perché se non vai a eliminare le cause del perché succedono queste cose,
e non avremo mai, cioè avremo sempre, diciamo, lo stesso tipo di problema. Tu puoi mettere 2 poliziotti a destra, come diceva il signore prima, si sposteranno a sinistra, andranno in un altro quartiere, poteva succedere da un'altra parte, succede anche da altre parti, perché poi diciamo, può capitare, ma dobbiamo sempre chiederci perché succede. Allora, se determinate politiche poi che vengono fatte anche a livello nazionale hanno portato un aumento anche del disagio sociale, e non voglio dire che togliere il reddito di cittadinanza crea queste cose, però per qualcuno probabilmente sì, perché se non abbiamo più 1 milione di persone che avevano un qualche salvagente nella propria vita e adesso devono fare qualcos'altro, o trovano lavoro, e per fortuna anche al sud adesso col PNRR, no, si vedono i risultati del PIL che sta crescendo come non mai, specialmente nelle zone del sud dove è arrivata la maggior parte dei soldi del PNRR, però è evidente che probabilmente non basta, e poi, come detto, ci sarà qualcuno che magari anche per problemi e educazioni varie lo fa a prescindere, e questo è un discorso che dovrebbe interrogarci sui nostri sistemi formativi, cioè di culture formativi, quindi scuole, università, lavoro e tutto il resto. Però ripeto, puntare sempre solo e cercare soluzioni e sperare che 4 camionette dell'esercito risolvano il problema, non andremo da nessuna parte. Tra l'altro qualcuno impallidisce quando si parla di baby gang, soprattutto a livello istituzionale, però alla fine questi sono ragazzi che 2 su 3, 2 anni fa, quando hanno comunque percosso notevolmente anche il barista indiano per togliergli l'incasso, minorenni, quindi magari è un fenomeno da tenere sott'occhio anche quello, perché poi, come si diceva prima, qui non sono minori non accompagnati, non parliamo di quello, però poi si diventa maggiorenni, non è per forza che l'azione diventa più pesante o peggiore, però questo è accaduto. Io ricordo che quando eravamo ragazzi la minaccia più grande era ti metto in collegio. Sì. E se no ti mettono in riformatorio. No? Ecco, io ricordo che c'erano questi, oppure ti mando in colonia, non lo so, erano queste le minacce peggiori. Ecco, penso che evidentemente se queste minacce c'erano 30 anni fa, 40 anni fa, evidentemente l'essere umano non è che si sia tanto modificato. Probabilmente abbiamo modificato intanto il fatto che alcuni istituti non esistono più. Alcuni istituti non esistono più, forse per certi aspetti anche meglio, no? Questi collegi terribili che tutti quanti ricordiamo come una sorta di minaccia, e forse magari qualcuno di noi anche l'ha fatto, e forse ha sì un buon ricordo perché gli hanno insegnato un po' la buona educazione, però magari gli hanno anche insegnato a dire tante bugie, faccio un esempio banale, ecco. E quindi io penso che dobbiamo imparare a capire che l'essere umano comunque è dotato di un patrimonio enorme di difetti, enorme, che devono in qualche maniera essere, passatemi questa parola così banale, educati. Tra l'altro abbiamo un esercito grande di educatori nel nostro paese che adesso si stanno formando, abbiamo fatto anche l'università per formare gli educatori. Questi educatori vanno dalla Casa dell'Immacolata a stare assieme a questi ragazzi fino a aiutare i ragazzi che ci sono nelle famiglie di quartieri che sappiamo essere rinomati da sempre perché troppe volte dimenticati. Faccio l'esempio comunque di via Riccardo Di Giusto, che non è più quel quartiere che era 30 anni fa, è stata messa la caserma dei carabinieri, è stata messa la scuola, è stato fatto un percorso anche proprio di quartiere e di acquisto, insomma di vendita di prossimità, di negozi di prossimità, e in qualche maniera questo quartiere ha cambiato faccia. Ecco, io penso che dovremmo fare comunque un percorso lungo, forse anche accidentato per certi aspetti in alcune circostanze, ma bisogna fare un percorso di questo tipo. Pensare di dire che questi ragazzi qua, da una parte, e questo lo dico senza paura, da una parte un percorso di buonismo, no? Lo dico anche da cattolica, che tante volte c'è sì, ma dobbiamo fare l'accoglienza, no?
dimenticando completamente anche tutto il resto. Questo secondo me è un errore clamoroso. Da una parte mettere l'esercito con la sicurezza e dall'altro il buonismo, penso che non porti da nessuna parte. Dobbiamo rivedere molto probabilmente il nostro percorso educativo nei confronti delle nuove generazioni. Questo penso che la mia generazione debba fare non si debba fare un processo, perché questo non va bene, ma forse noi siamo stati l'ultima generazione che ha avuto quell'educazione così un po' restrittiva, e forse ai nostri figli abbiamo dato un altro tipo di educazione. Questo penso che possa essere uno dei motivi. Un ultimo aspetto che volevo toccare è quello che poi è andato a influire sui commercianti, sui bar, sulla ordinanza del divieto degli alcolici. Ieri a tal riguardo c'è stato in Camera di Commercio un incontro con il prefetto, anche perché più di qualche esercente è arrabbiato. Vediamo com'è andato. Convocato dal presidente della Camera di Commercio Pordenone Udine Giovanni D'Apozzo, si è tenuto oggi un incontro a cui ha partecipato il prefetto Domenico Lione con i rappresentanti delle categorie interessate dalla stretta decisa dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica dopo i gravi fatti del weekend scorso, il più grave dei quali ha avuto come conseguenza la morte di Shinpei Tominaga. In particolare si è parlato di videosorveglianza, con la proposta di un bando della Giunta Camerale per favorire l'acquisto dei sistemi tecnologici, ma anche di potenziamento delle forze in campo da parte dell'apparato di ordine pubblico. La stretta sull'alcol non è stata accettata bene dagli esercenti, ma l'incontro è servito proprio per tentare di trovare un'intesa. Sia noi sia il Comune andiamo nell'interesse dei cittadini. E quindi se noi riusciamo a trovare una regolamentazione condivisa senza lasciare le categorie con situazioni che possono anche creare momenti di disagio, penso che sia nell'interesse di tutti. Da parte sua la Camera di Commercio ha fatto delle proposte per una partecipazione attiva alla sicurezza della città, nell'interesse di Udine e delle economie delle categorie rappresentate, che si ritengono fortemente e ingiustamente, secondo il loro punto di vista, penalizzate. E oggi abbiamo voluto incontrare il prefetto riunendo tutte le categorie economiche, quindi anche il mondo dell'artigianato, dell'agricoltura, dell'industria, con le associazioni dei consumatori, per rappresentare quello che è il sentiment degli imprenditori, soprattutto del commercio e dei pubblici esercizi, di una città che non è più sicura come era tempo addietro. E ci siamo anche resi disponibili a un progetto di sicurezza partecipata che ha recepito l'attenzione del prefetto. È ovvio che soprattutto dopo una certa ora, dopo la chiusura dei negozi e degli uffici, quali sono i locali che presidiano il territorio e che possono segnalare le forze dell'ordine se c'è qualcosa che non va? Sono i pubblici esercizi e i ristoranti. Tra l'altro leggevamo oggi sul Gazzettino che anche Pordenone ha fatto un'ordinanza simile, meno restrittiva, ma però pare almeno a un primo impatto creare più problemi che soluzioni un'ordinanza del genere. Sì, no? Cioè, l'alcol è chiaro che è un problema, il vetro è un problema, però magari non è proprio... Sembra un palliativo, io dico quello che sento. Il vetro può essere un problema, ma è ovvio che con questa ordinanza si mira più all'uso e all'abuso dell'alcol. Certo. Abuso dell'alcol che già gli esercenti dovrebbero prevenire invece di continuare a dar da bere a persone che sono già alterate di loro, spesso e volentieri. Però è chiaro che poi non possiamo anche lì trovare delle soluzioni che siano univoche, che non vadano a risolvere il problema, perché se anche dei ragazzi, avete parlato di baby gang, tutto quello che volete, può essere anche una comitiva qualsiasi, vuole passare il tempo, no, bevendo alcolici, benissimo, sì, probabilmente può farlo in un bar, dove però una bibita o una birra gli costa 5 euro. Ma con 5 euro si comprano delle casse di birra al supermercato. Certo. Cosa cambia? Assolutamente nulla. Forse peggioriamo la situazione, perché magari gli facciamo, invece di spendere 5 euro a prendere una birra, gli diciamo spendi 5 euro e hai la cassa di birra o di altro, o bottiglie di vodka. E ovviamente queste cose
non nascono adesso e, ripeto, parlare di Udine città non più sicura, forse dovremmo chiederci se appunto tutti i sistemi, perché se anche a Pordenone, come dicevo prima, hanno gli stessi problemi, arrivano anche a determinate soluzioni, evidentemente è una società che sta cambiando da questo punto di vista e noi dopo trentine d'anni dovremmo capire, come si diceva già in precedenza, perché stanno cambiando, quali sono effettivamente poi i problemi anche di questi disagi giovanili, di persone che non riescono più ad aggregarsi o non hanno più luoghi dove aggregarsi, non ci sono più le discoteche neanche di un tempo, che magari potevano essere anche quelle una valvola di sfogo e di diciamo piacere anche per determinati ragazzi che vengono meno diciamo anche queste che sono state, non dico soluzioni, ma che erano ovviamente cose importanti anche per i giovani. E quindi un giovane adesso dobbiamo chiederci la sera cosa fa, dove va. Qualcuno se lo sta chiedendo, qualcuno in città si pone questo problema? Evidentemente sì, perché ci sono poi dei percorsi e delle manifestazioni che vengono anche organizzate, ma evidentemente si va a intercettare una parte di quelli che sono i nostri giovani e non tutti. Poi chiudo sempre perché si parla di immigrazione. Noi sono mesi che continuiamo a dire, anche qui, anche con la consigliera Capozzi, la collega della Pellegrino, che abbiamo anche un altro problema riguardo l'immigrazione. I nostri centri di accoglienza hanno praticamente il doppio del numero di quelli che dovrebbero avere, se rapportati alla popolazione del Friuli Venezia Giulia. E queste cose qui ovviamente devono essere gestite a livello nazionale, perché se noi abbiamo il doppio dei minori non accompagnati nella nostra regione, per ovvi motivi, perché poi siamo come la Sicilia, praticamente la regione da cui facilmente entrano e in cui gli viene data la prima accoglienza, però quell'accoglienza lì poi dovrebbe essere ridistribuita, cosa che non viene fatto tra regioni e regioni, non viene fatto neanche tra Stati ed Europa, cioè tra il nostro Stato e altri paesi europei, e quindi ci stiamo creando un problema che non è neanche nostro. E però di questo nessuno parla, perché evidentemente per 5 anni, torno a ribadire, chi c'era prima non ha mai detto nulla, e la Cavarzerani i numeri invece di diminuire aumentavano, ogni tanto arrivavano le camionate, venivano portate chissà dove, ma una volta poi ti ritrovavi sempre 600-700 persone quando lì dentro potevi tenerne 400. E ripeto, e a quelle 700 persone non è che stavano lì e dicevi alle 8 ti porto a lavorare in fabbrica e poi ti riporto alla Cavarzerani un po' dopo, no? Erano abbandonati lì. Si è tentato di fare dei corsi, no, i corsi non vanno bene, per l'amor di Dio, si spendono soldi, mentre gli artigiani vanno a fare i corsi in Ghana e vanno a prendere persone per formarli e metterli nelle nostre industrie, no? Confindustria sta facendo questo tipo di attività. Non dico che basterebbe andare alla Cavarzerani a prenderli, però probabilmente sarebbe già qualcosa. Questa la normativa ovviamente non te lo consente, no. È quello quando dicevo prima che le leggi, però le leggi chi le fa? Stavo arrivando a dirlo. Però le leggi le fanno gli esseri umani, e quindi gli esseri umani forse dovrebbero cominciare a legiferare in maniera differente, magari anche seguendo un po' le leggi della natura, le leggi degli esseri, dell'umano, del cuore e di quello che è sempre accaduto, perché la storia insegna che questa è stata terra di passaggio da sempre, per secoli, ed sono andati verso il sud. Adesso c'è un po' negli ultimi 100 anni c'è l'onda di ritorno, ma perché sono state fatte determinate politiche in una direzione opposta, semplicemente questo. Ma come ripeto, gli esseri umani hanno sicuramente le radici, ma hanno pure le gambe per camminare, non sono alberi, non si piantano lì. Comunque, se posso permettermi un ultimo passaggio, anche per riuscire a trovare veramente una soluzione. Tutti questi popoli sono arrivati sempre, da secoli, hanno camminato, sono arrivati nel nostro paese, anche molto probabilmente spesso senza avere delle leggi che governavano il loro cammino. Sono arrivati, hanno sicuramente invaso il nostro territorio, il più delle volte però, oltre ad averlo invaso, hanno anche lasciato tanta bellezza. Ecco, siamo diventati realmente il popolo e il paese più bello del mondo. Se
cominciamo a ragionare forse in questa direzione, probabilmente da queste culture potremmo veramente ricavarne molto di più rispetto a quello che stiamo ricavando adesso. Assolutamente. Grazie mille, siamo arrivati a ridosso di un altro break pubblicitario. Ringrazio ancora Serena Pellegrino, Alleanza Verdi Sinistra, e Cristian Sergo del Movimento 5 Stelle. Grazie a voi. Grazie a voi e alla prossima pubblicità, ma noi torniamo per l'ultimissima parte insieme anche per parlare un po' di sport.